Ucraina, ospedale pediatrico colpito da missile russo. ONU, crimine di guerra. Un missile russo ha colpito l'ospedale pediatrico Okhmadit di Kiev, provocando la morte di 4 bambini. Daniel Bell, rappresentante dell'Alto Commissariato ONU per i diritti umani in Ucraina, ha confermato l'attacco, indicando che è stato causato da un missile da crociera KH-101. I servizi di sicurezza ucraini hanno trovato frammenti del missile sulla scena. La Russia nega la responsabilità, sostenendo che l'ospedale è stato colpito dai detriti di missili antiaerei ucraini, senza fornire prove. Dall'inizio dell'invasione russa, 559 bambini sono stati uccisi e 1449 feriti. Joyce Msuya dell'ONU ha ricordato che gli ospedali hanno protezione speciale ai sensi del diritto internazionale umanitario e ha definito l'attacco un crimine di guerra. Il bombardamento è avvenuto mentre il presidente Zelensky era atteso a Varsavia e poi al vertice NATO a Washington. L'Unione Europea e il Regno Unito hanno condannato l'attacco, chiedendo giustizia e maggiore difesa aerea per l'Ucraina. Antonio Tajani ha dichiarato che tali crimini devono essere condannati dalla comunità internazionale. Summit NATO, focus su difesa e coesione internazionale. Il Summit NATO 2024 si è aperto con una serie di discussioni cruciali sulla difesa collettiva e la coesione tra gli Stati membri, in un momento di crescente tensione globale. Il segretario generale della NATO, Jens Stoltenberg, ha sottolineato l'importanza di unire gli sforzi per affrontare le minacce emergenti, tra cui la crescente aggressività della Russia e le sfide poste dalla Cina. Durante il summit, i leader dei Paesi membri hanno concordato su un aumento delle spese per la difesa, mirando a rafforzare le capacità di risposta rapida dell'alleanza. Inoltre è stato ribadito l'impegno per il supporto continuo all'Ucraina, in un contesto di conflitto portato con la Russia. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha riaffermato il sostegno incondizionato degli Stati Uniti agli alleati europei, sottolineando la necessità di una NATO forte e unita. Tra gli altri temi discussi, la cybersicurezza e la difesa spaziale hanno occupato un posto di rilievo, con nuove strategie per contrastare le minacce digitali e proteggere le infrastrutture critiche. Il summit ha anche visto l'adozione di nuove misure per migliorare la prontezza operativa e l'interoperabilità delle forze armate dei Paesi membri. In chiusura, i leader hanno ribadito l'importanza della solidarietà e della cooperazione internazionale, sottolineando che la forza della NATO risiede nella sua unità e capacità di adattarsi ai cambiamenti del panorama globale. Rapina a Roma, colpi di pistola in un centro commerciale, ladri in fuga. Una rapina si è verificata oggi in un centro commerciale a Roma, dove i ladri hanno esploso alcuni colpi di arma da fuoco prima di darsi alla fuga. L'incidente è avvenuto nel popolare centro commerciale Roma Est, generando momenti di panico tra i clienti e il personale presente. Fortunatamente non ci sono stati feriti durante l'episodio, ma l'evento ha lasciato un clima di paura e tensione. Le forze dell'ordine sono subito intervenute sul posto, avviando le indagini e organizzando posti di blocco nelle aree circostanti per cercare di catturare i malviventi, che sono tuttora in fuga. Le autorità stanno esaminando i filmati delle telecamere di sicurezza e raccogliendo testimonianze per identificare i responsabili. La polizia ha invitato chiunque abbia informazioni utili a farsi avanti per contribuire alle indagini. Nel frattempo, la sicurezza è stata rafforzata nei principali centri commerciali della capitale per prevenire ulteriori incidenti simili. Israele lancia volantini su Gaza City. Invito a lasciare la zona pericolosa. Israele ha iniziato a distribuire volantini su Gaza City, avvertendo gli abitanti di spostarsi verso sud per evitare aree pericolose. L'iniziativa è stata giustificata con la necessità di garantire la sicurezza dei civili, invitandoli a dirigersi verso zone umanitarie più sicure. Secondo i volantini, la situazione nella zona centrale di Gaza è destinata a peggiorare a causa delle operazioni militari in corso. Il governo israeliano ha sottolineato che l'operazione mira a minimizzare le perdite civili durante gli attacchi mirati contro obiettivi militari di Hamas. Tuttavia, l'iniziativa ha suscitato preoccupazioni e tensioni tra la popolazione locale e la comunità internazionale, che teme un'escalation del conflitto e ulteriori sofferenze per i residenti di Gaza. Questo avvertimento arriva in un contesto di crescente violenza nella regione, con scontri intensificati tra le forze israeliane e i gruppi militanti palestinesi. Le autorità umanitarie stanno monitorando attentamente la situazione, preparandosi a fornire assistenza alle famiglie in fuga verso il sud della striscia di Gaza. Limita le intercettazioni, proposta di legge in discussione.
Il Parlamento italiano si prepara a discutere una proposta di legge che intende limitare la durata delle intercettazioni a 45 giorni, escludendo però i casi legati a mafia e terrorismo. La proposta avanzata dall'onorevole Zanettin mira a porre un freno alla proroga illimitata delle intercettazioni, che ha suscitato numerose critiche negli ultimi anni. Secondo i promotori, la nuova normativa permetterebbe di garantire maggiore privacy ai cittadini e ridurre i costi delle indagini, senza però compromettere la sicurezza nazionale. Le intercettazioni potranno essere prorogate oltre 45 giorni solo in casi eccezionali che riguardano la lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo, dove la necessità di strumenti investigativi prolungati è evidente. La proposta ha già generato un dibattito acceso tra le forze politiche e gli esperti del settore. Alcuni sostengono che la limitazione possa ostacolare le indagini su altri gravi reati, mentre altri vedono in questa misura un passo importante verso un equilibrio tra sicurezza e rispetto delle libertà individuali.